Tre ragazzi in fuga. Con questo titolo l'assessore all'istruzione di Santa Margherita Ligure, Betty Tassara, e la responsabile dei servizi bibliotecari cittadini, Marina Marchetti, hanno raccolto in un volumetto le storie di tre ragazzi somali scappati dalla loro terra, approdati al CAS di Genova e successivamente a Santa Margherita Ligure, quando nel novembre dello scorso anno è stato attivato il progetto SPRAR, ovvero l'accoglienza diffusa dei migranti sotto l'egida pubblica. È un progetto che vede la governance del comune, l'ente attuatore è l'ANSA del Vasto e in parte anche la collaborazione del Villaggio del Ragazzo. Sono ospitate una famiglia siriana, papà, mamma e due ragazzi adolescenti in uno dei due appartamentini in via Favale, nell'altro c'è una mamma con due bimbi piccoli e qui ci sono attualmente 14 ragazzi di diversa provenienza. Abbiamo Pakistan, Mali, Gambia, Somalia, Senegal. I primi tre giovani ad arrivare avevano già iniziato un percorso di integrazione e scolarizzazione. Mancavano 4 ore e io mi sono prestata volontariamente a completare questo percorso e da lì è nato il progetto di raccontare, cioè di conoscersi reciprocamente, studiando un pochino il loro percorso. Bene, Italia bene. Io ho arrivato in Italia nel 2016, arrivo qua. Santa Margherita io arrivo nel 2018, ultima mese, novembre io arrivo qua. Santa Margherita bene, io contento di Santa Margherita. La storia di questi ragazzi è stata presentata nel corso di un semplice incontro pubblico nella ex casa dei padri Giuseppini, al quale ha partecipato anche il vescovo di Chiavari in visita pastorale. Il progetto è destinato a proseguire. Andremo avanti con tutti gli altri in modo che ognuno possa essere riconosciuto, riconoscersi ed offrire qualche frammento dalla propria storia, dal proprio paese.